Buon pomeriggio e bentornati nei canali di Sports Easy. Oggi a darvi compagnia ci sarà Federico Serio per la consueta partita di giornata. Oggi si vola in Serie C2 di calcio 5, dove sta affrontando Calcetto e Miri contro Bonifato Alcamo, due squadre che sono alla ricerca di punti, vogliono risultati, vogliono sicuramente vincere questa partita. Si affrontano a viso aperto, sono entrambe al completo, siamo pronti a divertirci per questa grande e bella partita. Adesso le squadre sono già schierate in mezzo al campo, come potete vedere. Aspettiamo solamente il fischio di inizio della partita direttore di gara, che attualmente è alle prese con i consueti reti pre-gara. Vedremo adesso come si schiereranno entrambe le squadre e come affronteranno entrambe la partita. Noi non vediamo l'ora di seguire questa splendida gara. Spero che anche voi ci seguite da casa e terrete compagnia sia a me sia nei commenti che interagiate. Ci si prospetta veramente una bella partita. Campo non perfetto oggi, ha piovuto tanto qui a Palermo. Campetto potete vedere anche molto bagnato, ci sono anche schizzi che a volte vengono fuori dal pallone. Emili con la consueta oggi in maglia nera-rosso. Dall'altra parte abbiamo Bonifato Alcamo che sentite con il loro ruggito pre-gara, con la consueta maglietta verde. Siamo pronti ad iniziare questa partita. Si partirà con il possesso di palla per i giocatori degli Emili. Pronti a partire, aspettiamo solamente il fischio inizio da parte del direttore di gara, dopodiché si inizierà. C'è sul punto di battuta Pera con il numero 17 che aprirà le danze. Ci siamo. Si parte in perfetto orario. Possesso palle, Emili si passa subito a cercare da quella parte Guglielmini, che poi ricomincia da dietro e gira largo. Palla adesso ancora a cercare il numero 8 che vuole puntare adesso, poi gioca centralmente, vuole uscire da quella zona di campo, poi si torna indietro, si passa dalle parti di Naccari, che poi va dalle parti di campo e gira subito da Pera, e va ancora a cercare il numero 16. Cambiano ancora i due, poi la palla è murata, ancora vede Naccari che calcia in porta. Il primo tiro è da parte degli Miri, che si impegna però sul calcio d'angolo. Già subito forcing offensivo da parte dei giocatori in maglia nero-rossa. Nero fucsia in realtà. Pera va dentro con questo cross e poi rimane là, può calciare in porta. C'è la grande parata anche dal palo. Poi Imperato vuole uscire da quella zona di campo. Lotta il numero 11, porta la palla avanti, va ancora Imperato, poi il campo è finito. La palla si spegne nelle rimesse Miri, che già ha colpito palla dopo appena un minuto di gioco. Super pericoloso qui il tiro tentato da parte di Guglielmini, che si è ritrovato la palla su quella zona di campo, non ci ha pensato due volte, ha calciato forte. C'è stata anche la grande parata del portiere verde, che l'ha mandato la palla sul palo e si rimane ancora sullo 0-0. Parisi gira largo e passa da Guglielmini. Al numero 8 cerca la palla in mezzo, bella l'idea, poi lo scambio si passa ancora dal numero 11. Ma Parisi calcia in porta, fuori. Palla lungolina e sta a cercare Imperato. Vuole lottare, come potete non riuscite a vedere quella zona di campo perché purtroppo la nostra postazione non ci permette di seguire tutta l'azione di là. Guglielmini gira largo, basta adesso a cercare Naccari che gira tutto da Parisi. Va dentro a cercare Guglielmini, il controllo non è ottimale, lotta adesso Parisi vince, Guglielmini non si vince il contrasto, poi torna da Pera che esce da quella zona di campo e torna dal poco numero 16. Pareggiata ancora da Guglielmini, ancora Parisi, gira per Naccari. Palla lungolina adesso a cercare ancora Guglielmini, anticipato però poi dal numero 8 di maglia verde si tratta di Masotto. Alla sporcata e si ripartirà con rimessa laterale Emiri. A posto, sa. Naccari, Parisi, c'è largo Pera, non servito, si passa ancora da Guglielmini. Si muovono tanto i giocatori in maglia nero fucsia, adesso si passa ancora da Naccari, che è un movimento di Pera largo,
non servito. Ancora i passateci che può calciare in porta. Palla finisce fuori e sono della rete. Attualmente per i 2 minuti e mezzo di monologo Emiri. Imperato vuole lottare, poi con questo fallo. Possesso di palla adesso Alcamo che gira tutto il pallone con Lombardo, poi torna dietro, poi si va centralmente, c'è recupero, adesso l'anticipo di Naccari per rimanere lì per l'alza, questa palla a cercare Naccari, può puntare, può allargare e può andare a cercare Guillemini, Naccari va da solo, poi contesta da 3 uomini, la palla non esce fuori dal campo e la palla rimane dentro. C'è il pressing qua, la palla può andare su Imperato che vuole far andare il suo compagno, palla troppo lunga per lui, adesso lì devono fare un disimpegno, non riesco a vedere neanche io ragazzi sinceramente. Girato! Vuole sicuramente dare la palla, gira larga, cercare per uscire il disimpegno, c'è ancora Naccari, ti passa da Guglielmini, è una prateria per puntare, ma ancora Guglielmini, alza la testa, vuole entrare dentro il campo, sterza, vuole un passo, poi lo spintona, Imperato in maniera regolare, parte il numero 11, poi vuole allargare il pallone, la palla gli rimane sotto per il campo bagnato, infatti sicuramente per il gioco Imperato, la palla finisce su Pera. Largata la palla a cercare ancora Naccari che vuole proteggere la palla il numero 16, poi va largo ancora da Parisi. Guglielmini, può puntare adesso Guglielmini. Vai il numero 8, si sposta il pallone, calcia in porta e c'è subito il gol dell'1-0 da parte di Rimini con il grandissimo gol da parte del numero 8 che spacca la porta, si stappa la partita, 1-0 Rimini, ha segnato Guglielmini. Grandissimo gol, se l'è creato, se l'è inventato da solo, ha visto lo spazio per calciare in porta, non ci ha pensato 2 volte, ha dato una fucilata sotto la traversa, nulla da fare per i portieri dell'Alcamo che adesso vanno subito in svantaggio. Naccari lotta su questa zona di campo, vuole uscire il numero 16, poi torna indietro e passa dalle parti di Guglielmini che può calciare dove importa. Stavolta l'esito non è dei migliori, la palla finisce alta, palla subito battuta alla lungolinea, c'è ancora Guglielmini che l'aggancia però la deve mandare fuori e fa risalire il campo. Ricordiamo come al solito campo a 5 c'è tempo effettivo, quindi sono 25 minuti di tempo effettivo. Adesso palla larga, vuole puntare su quella zona di campo, passa Imperato, poi la che palla non lo fa bene ancora Imperato, Murato all'ultimo secondo, la palla ancora rimane là, la palla vuole giocare in mezzo, poi c'è tiro in porta, si distende sui piedi, quindi è il numero 1, calcia in porta Murato, lì per la lotta con Imperato, deve spostare fisicamente, Imperato corre su quel pallone, il campo ovviamente è molto bagnato, i giocatori fanno anche fatica a correre anche su questo terreno di gioco. Naccari gira tutto da Parisi, il controllo dell'11, c'è largo Pera, servito adesso il numero 17, carica tutto da Guglielmini, va adesso Guglielmini, guarda la porta, fa tutto ancora da Parisi, ancora Pera, buona bella l'azione, Pera dribbling secco, Pera larga da Guglielmini che finta Guglielmini, azione splendida da parte degli Emiri che si infiora in porta col pallone, azione manovrata e c'era doppio il numero 8, doppietta personale ed è il gol doppio di Guglielmini che stappa nuovamente la partita 2-0 dopo 6 minuti e 30. Dai, oh! Guglielmini ancora ispiratissimo, Mura adesso l'azione offensiva dell'avversario. La parte va subito in rimessa laterale, poi si va a largo adesso a cercare ancora Imperato sotto i nostri schermi, va ancora il numero 11, alza la testa, poi vuole puntare, passa, supera Imperato, poi gira il pallone largo, 1-2 Imperato, se l'è divorato sotto la porta, è stata la grande parata, il grande riflesso, fatto veramente un paratone, qua il numero 1 degli Emiri che si è disteso sulla sua destra e ha calato un paratone ed è il numero 11 maglia verde che si è divorato però questo gol, il gol che poteva riaprire la partita, il gol del 2-1, grande parata ma grandissimo errore anche di Imperato.
Parisi allega tutto da quei mini che scivola sul terreno di gioco. Mi ha detto non perfetto oggi, che ho avuto tanto in questi giorni qui a Palermo. Ora si spegne sul fondo ed è subito rimessa laterale per i giocatori in maglia verdi che adesso vogliono la reazione e poco fa sono andati vicini con Imperato che sta per insaccare il gol. Ha avuto un grande intervento da parte del numero 1 per sventare i gol del 2-1. Ancora Guglielmini, allarga il pallone, gira largo. È entrato adesso Rappa che prende la posizione centrale del campo. Adesso Parisi gira tutto da Rappa. Ma ancora il numero 5, c'è largo ancora Pera, si è allargato, palla subito cercare il 17 che si è smarcato bene. Va ancora Pera, allarga tutto, va ancora da Guglielmini, va ancora il numero 8, vuole puntare, sterza, allarga tutto e va ancora da Rappa. Pera, Rappa, va subito largo da Parisi, vuole l'1-2, chiuso però adesso da Acmo, adesso va in prato in contropiede, va il numero 11, vuole puntare, vuole allargare il pallone, poi murato all'ultimo, la palla si spegne, adesso parte Guglielmini, che parte palla al piede, vuole andare in contropiede Guglielmini, punta, sterza, dice un pallo, poi vince, non riesce a passare il numero 22, fa una bella chiusura, si tratta ovviamente del giocatore Butera, ha fatto una bella chiusura, ma sarà solamente rimessa laterale, Emilio. Rappa, Parisi, sterza, l'11 passa ancora dal numero 5, c'è largo ancora Pera che si è allargato, Guglielmini lo guarda e lo serve, servito Pera, passa ancora da Rappa, azione manovrata adesso, la palla larga ancora da Parisi, si torna ancora da Pera, sceso, adesso si fa il pallone Guglielmini, cambiato campo, va subito di prima a cercare Parisi, che gira subito ancora da quella parte, Rappa, Parisi, ancora Parisi, va dentro a cercare Pera, gira tutti i palloni del Rappa che gioca in mezzo a questa sul secondo palo, la palla è murata lì da parte del numero 7 di Butera che poi allarga tutto, va per dietro, bene, lo fa dal 10 e può puntare adesso il 10, vuole doppio passo, lo mura lì Guglielmini che non lo fa passare, lo passa di forza, vuole andare, vuole sfondare, non c'è palo, Rappa poi gira da Guglielmini che da solo può girarsi, va ancora Guglielmini, guarda la porta, vuole puntare da solo, murato dall'ultimo, poi lì c'è ancora Rappa che mette ordine e manovra. Pera, Rappa, Parisi, si passa ancora da Pera, si alza la testa e allarga tutto, passa dalle parti di Rappa. Guglielmini vuole puntare adesso Butera, non lo fa passare, il numero 22 è il capitano della squadra dell'Alcamo, fa una grande chiusura difensiva e lo manda in rimessa laterale, andrà subito Guglielmini nella battuta, passa dalle parti di Rappa. Cambio volante, adesso è entrato ancora a numero 13 Sciacca che prende il posto di Guglielmini e sto palla a cercare ancora Sciacca che l'aggancia in maniera spedita, ancora il numero 13, la gira dietro per Pera, va ancora Pera, ha visto inserimento dentro e colpo di petto da parte di Parisi, gol splendido degli Emiri che si sono infiati nuovamente in porta, prima col controllo magico da parte del neo entrato da parte di Sciacca, poi l'assist perfetto di Pera sul petto di Parisi che la insacca in porta di petto e il gol del 3-0 per sventare una squadra in campo attualmente in questi 15 minuti. Gol veramente splendido quello fatto ancora una volta dai Emiri, azione sempre manovrata con questo lancio lungo, stavolta a saltare la difesa avversaria, poi controllo magistrale da parte di Sciacca che era veramente controllata come un funambolo lì, stile Ibra, poi passaggio indietro per Pera che è imbucato subito dentro a cercare Parisi che ha fatto un grandissimo gol, ancora c'è Pera che vuole dribblare, poi si allarga un attimo il pallone, perde il tempo per calciare, complimentato dei suoi giocatori e dei suoi compagni. Lombardo gira ancora tutto, si passa ancora delle parti di Imperato che gira ancora da Lombardo, va il 10, vuole andare dentro la Butera che gira ancora proprio col numero 10, alla troppo lunga anche per lui, la si spinge rimessa sul fondo, subito battuta, si parte dalle parti di Rappa che va largo da Sciacca che gira ancora il pallone, adesso palla profonda dove non c'è però nessuno, la palla si viene sul fondo, Imperato si è passato per ricevere il pallone, va subito largo a cercare il neontato con la mano numero 18 il Volsi, ancora Imperato,
Comincia a piovere intanto. Ancora Imperato, va subito largo a cercare ancora Livolsi che vuole puntare poi largo e pallone dove non c'è però nessuno. Dai, oh, dai, oh. Dato anche Sarci con la maglia numero 26 che adesso gioca largo, è centrato anche con la maglia numero 4 Ciaramitaro che prende il posto adesso anche di Parisi. Palla larga adesso a cercare Sciacca che vuole puntare, c'è l'inserimento di Sarci, servito, Sarci la mette in mezzo, Murata all'ultimo la palla di Lotta Imperato, la palla di Pannelli, Sciacca gira in mezzo, la palla centralmente, chiusura provvidenziale, palla ancora dietro, c'è un'altra chiusura provvidenziale per fare conto del 4-0, veramente grande intervento. Sarci, no, c'era Mitaro, scusate, mi passa adesso dalle parti di Sciacca, stava per perdere il pallone, poi l'ha recuperata per un attimo e viene poi rimessa tra che andrà a battere Ciaramitaro. Gira largo adesso, pallone va nella zona larga del campo dalla parte di destra. Sale adesso il numero 26 che gira lungo da Ciaramitaro. Parte lui per la piede, poi il doppio passo, sterza, torna ancora dal suo compagno, torna da Sarci, perché tutto lo fa da Rappa, che alza la testa, va centralmente ancora a cercare Ciaramitaro, prestato da Imperato, che il pallone, poi c'è palla dell'Imperato e conquista calcio di punizione a metà campo. Butera va a largo adesso, cerca il movimento, c'è subito la palla recuperata, c'è Ciaramitaro davanti al portiere, Ciaramitaro vuole calciare in porta, sotto le gambe del portiere che le chiude e fa una bella parata, adesso Imperato mette fisico davanti, va il numero 11, vuole correre, Imperato calcia in porta, c'è l'altra parata del portiere, adesso palla che Ciaramitaro deve proteggere ai danni di Butera, deve uscire con la zona di campo, poi fare rimbalzare il pallone, sarà rimessa ancora Emiri. Chiamato time out. Quindi noi torniamo tra pochi secondi. Ancora parziale di 3-0 dopo 14 minuti. Si riparte, possiamo riprendere con il possesso palle. Miri Rappa, va subito largo da Guilmini che è appena rientrato, vuole puntare Guilmini, va largo adesso a cercare Sarci, il controllo del 26, deve puntare ancora, Imperato gli strappa via il pallone, poi si passa dalle parti di Livolsi che esce da quella zona di campo, adesso palla ancora a cercare 18 che la controlla, guarda largo, adesso torna ancora dal proprio numero 6 che gira il pallone da quella zona di campo, palla già di prima, palla totalmente sbagliata da parte di Butera che ha sbagliato totalmente il passaggio, palla fuori misura. Rappa ancora si passa dal numero 8, Guilmini torna a Rappa, si inserisce Rappa, palla va a lungolino e sta a cercare Sarci che la fa passare sotto le gambe, vuole puntare Rappa, ancora palla passa da Sarci che la mette in mezzo, il campo poi è finito. Butera è da solo, non passa su Guilmini, passa di forza però Butera vuole sterzare, va ancora Butera, larga tutto il pallone dalle parti del proprio compagno che calcia in porta, muro dall'ultimo. Opposto! Si partirà con rimessa laterale, adesso c'è un fischio da partita diretto di gara, adesso Imperato vuole girarsi, lotta con due avversari, poi Rappa l'allontana direttamente dall'altra parte di campo, rimessa laterale. Rocca gira il pallone, poi passa dalle parti di Livolsi, il controllo del 18, la porta con la suola, guarda avanti, Livolsi poi torna ancora da Rocca, gira largo Rocca, gira anche prima ancora di prima da Livolsi, vuole uscire da quella zona di campo, passa dalle parti di Butera, c'è largo entrato, c'è fallo però su Butera da parte di Guglielmini, ingenuità qui del numero 8 che lo stende, devono stare attenti ai falli.
Va Butera sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Andrà forte sicuramente a calciare in porta. Ma adesso Butera lo piazza. Palla finisce addosso rimperato, poi la palla l'ha bloccata dal portiere che la chiama, la fa su e la manda fuori. Guglielmini torna indietro, va da Rappa, controllo del 5, gira subito la palla da Sarci, si è inserito dentro ancora Sarci, palla ancora per Disai che gira largo da Guglielmini, vuole puntare, c'è l'Ego Ceramitano, servito adesso il 4, poi si va a lungolinea a cercare ancora inserimento da parte di Rappa, che entra dentro il campo, passa Guglielmini, può andare l'8, sbaglia il controllo, poi lì c'è Sarci che la controlla, poi torna da dietro, la mura all'imperato, la manda in calcio d'angolo. Allora il secondo palo, c'è Rappa da solo che lo piazza, salva Imperato che poi col tunnel passa con la grande giocata, poi fermato da Ceramitaro, steso anche da Imperato nel modo di correre, senza fallo, palla sta ancora Nero Fucsia, palla sbagliata, lì c'è Butera e vuole correre, poi torna Guglielmini che non passa, Butera il proprio pallone, poi va indietro da Livolsi, murato da Rappa che lo manda fuori, blackout totale degli Emiri in questo istante, poi devono approfittarne i giocatori di maglia verde. Va Imperato, va sul secondo palo! Schema perfetto fatto dall'Alcamo che gli sono infilati in porta con questo schema. Grande palla di Imperato che mette davanti la porta a Butera, che di certo non può sbagliare. Assistire Imperato ai gol di Butera e il gol del 3-1 che riapre la partita. Schema chiamato da Rocca, che ha chiamato completamente questo schema. Sono stati fermi, sono stati fermi i difensori degli Emiri. Ne approfittato di Imperato che ha messo questa palla in mezzo facile delle porte di Butera, che la insacca in porta, realizza il gol del 3-1. Adesso si gira ancora Butera, ispirato, ancora 22, vuole puntare, murato all'ultimo, c'è il tiro in porta e c'è subito il gol del 3-2 che riapre completamente la partita. In un minuto cambia totalmente la partita, c'è il gol del numero 19, si tratta di Oliveri che appena entrato segna il gol del 3-2. Blackout totale adesso. Giova, un po' più alto, Giova. Ora basta, lo lascio, bravi. Parisi, gira largo, va da Rappa. Adesso blackout dei Meri che devono ritrovare la testa, devono ritrovare la forma su questo assalto da parte dell'Alcamo, che adesso ci crede, è ispirato, viene anche più in fiducia. Oliveri non lo fa passare, lì c'è, poi deve tornare indietro Parisi che è appena rientrato, poi si passa largo da Guglielmini che punta, passa Guglielmini di forza, poi steso, ci sarà fallo e c'è anche giallo da parte di Livolsi. Dai, oh, dai! Dove mettete pari? Sinistra, via, vai, fermo lì. Sono Parisi e Guglielmini sul punto di battuta, penso che Parisi che passerà la palla Guglielmini per il tiro in porta. Guardato anche Rappa, ma Guglielmini che la controlla, adesso sterza ancora da Parisi che può le calciare in porta per altri e poi dove non c'è nessuno. Data a memoria, pensavo ci fosse Rappa di là, invece non c'era, il numero 5 è rimasto dietro, poi palla lunga ancora di Butera che la manda addosso a Parisi, sarà rimessa verde. Rocca cerca adesso Oliveri che è il controllo del 19, passa di forza, ancora Oliveri steso con fallo, c'è calcio di punizione sulla tre quarti. Dato Benizio comunque, il numero 19 Benizio in campo, gol e subito azioni pericolose, per adesso chiede il cambio, forse si è subito un fallo, subito un colpo alla spalla. Benvenuti, oh! 4-1 arbitro! No, è vero. Butera va in porta, l'ha salvata, Rappasolini ancora Butera, calcia in porta, poi c'è la grande parata
poi si ricomincia l'azione, si passa Guglielmini, c'è l'intervento di Rocca che lo manda in rimessa laterale. Si è acceso anche il numero 6 che alzate i giri del motore, adesso non passa nessuno lì dietro. Vai Giovanni, un minuto Gio. Segui. Parisi va a largo, cerca Guglielmini, il controllo dell'8, gira ancora largo, ancora da Parisi che vuole puntare, passa, poi la palla è durata da parte di Livolsi e sta rimessa laterale. Sarci, Gianluca va da Rappa, c'è l'eco Guglielmini, servito adesso lui, vuole puntare Butera, ancora Guglielmini che gira largo e passa dalle parti di Parisi, piazza la testa e va dalle parti di Rappa, Rappa la controlla, va ancora da Guglielmini, stessa a terra, poi c'è Sarci che si è insierato, c'è il vantaggio ancora per Remidi, poi da Sarci avete rimessa laterale. Su Giovanni, anche a ragione. Guglielmini torna indietro, passa dalle parti di Rappa che gira ancora dalle parti di Parisi, allarga tutto, deve ancora cercare Guglielmini, va all'8, punta, va dentro a cercare ancora Parisi che lotta, fa sportellate, poi torna indietro, lo fa da Rappa che anche tempo e spazio per calciare, guarda la porta, poi passa dalle parti di Sarci che deve uscire con la zona di campo, pressato dai uomini, poi Parisi torna indietro, passaggiamento del nuovo portiere che alza la testa, va ancora avanti, poi va sul secondo palo a cercare Guglielmini, palla murata da Rocca, palla che ci vede anche Butera, palla poi esce poi fuori, prenderà quindi rimessa al fondo. Stesso ruolo, più forte, su, giù. Chiudiamo sta linea di passaggio, giù. Vai. Guglielmini è inserito, è venuto incontro adesso Rappa, non servito Guglielmini, passa le partite Parisi che poi lascia palla a Rappa, c'è ancora il passaggio imperato, si torna indietro, adesso c'è fallo, poi non poteva toccarla 2 volte, errore madornale da parte di Emiri che regala la posizione a 2 adesso l'Alcamo. Rossi! Butera darà palla ad Imperato per il tiro in porta. Vedremo come andrà questo calciazione. Va Imperato forte! Prende in pieno la barriera. Era diretto in porta, il tiro di Imperato era fortissimo. La palla è murata, si partirà con la rimessa laterale che andrà a battere Rocca, dove c'è le operazioni. Poi passa dalle parti di Butera che ci largo da Rivolsi. Va da Imperato che deve proteggere il pallone, si gira, Imperato protegge il pallone, ma ancora Imperato, poi si dimentica del pallone. Va recuperato ancora da Guglielmini che si autolancia, vuole puntare adesso Rocca, passa ancora Guglielmini, vuole calciare, poi murata all'ultimo da parte di Butera. Per la calcio l'angolo, secondo palo a cercare Rappa che calcia al volo, palla murata da Rivolsi, la palla però si spegne, ancora rimessa laterale. Basta, io sono bonito, Mi fa 3 passi indietro per favore. 1, 2 e un altro. Va bene così. Rivolsi un passo a non è mai in linea. Spera, si gira, calcia in porta! Lì c'è Parisi che accoglie docile, il gol del 4-2, azione direttamente da rimessa laterale. Si lamenta i giocatori dell'Alcamo per la rimessa battuta in maniera irregolare. Ne approfittano gli Emiri che con Pera realizzano il gol del 4-2, detto c'è un'espulsione ed è di Livolsi per doppio giallo. Si va a fare la doccia 18, il direttore di gara è irremovibile in questa decisione. Con tanto 18, il direttore di gara è 7 secondo giallo, volta per proteste. E si va a fare la doccia del gol del 4-2 intanto, anzi doppia doccia fredda per i giocatori dell'Alcamo che in un frangente di 30 secondi subisce il gol del 4-2 e l'espulsione da parte di Livolsi. Il doppio giallo deve fermare il gioco. Oh, fa entrare uno, dai, parti la sveglia, dai, entra! Arbitro, l'ha munito prima, giusto, arbitro? È stato fuori per un sveglio, ora sto tentando ma che stavo uscendo? Perché la espulsione prima di fare il gol doveva essere. Quindi ha fatto vantaggio, l'ha buttato fuori. Abbiamo preso il gol. Robby così, Robby! Robby, l'ha munito, aspettavo che fosse lo sbaglio, abbiamo preso il gol. La munizione era prima.
Adesso però sono rientrati nella stessa parità numerica, perché l'espulsione da parte dei Volsi doveva essere prima, poi il direttore di gara ha dato vantaggio, ma in quelle frangente era già espulso i Volsi, secondo il direttore di gara, che ha dato vantaggio, poi nella situazione del vantaggio ha portato di 4-2, dopodiché è scaturito con l'espulsione di Volsi, che comunque era già perso la prima direttore di gara, che sta di fatto che così ha fatto rientrare in parità numerica i giocatori adesso di nuovo dell'Altamo, che subiscono per il 4-2. Butera porta il pallone avanti, va il numero 22, alza la testa, vuole andare da Imperato, non è servito, resta 11, lotta, poi ancora a Rocca, vede Imperato, torna ancora dalla parte del numero 10, da Lombardo, che alza testa, ma ancora dal numero 6. 1-2. Imperato lotta su quella zona di campo, deve uscire da là, Imperato, Murato, poi sarà rimessa al fondo. A sinistra! Abbassa, devi c'è! Palla profonda a cercare Pera, palla troppo lunga. Dai, però! Cazzo! Sale Rocca, va a servire adesso Lombardo, che entra dentro il campo, passa ancora dal numero 6, che vuole puntare Pera, allarga il pallone. Serve adesso Imperato, che è entrato dentro il campo per giocare, va dentro a cercare Butera, vuole girarsi il numero 22, la palla rimane là. Imperato mette la punta, poi non riesce a passare per la grande parata. Attaccalo subito, Vito! Guglielmini sterza, mezzo a 2, non passa, ma torna a Butera, sarà rimessa laterale quando manca pochissimo a finire il primo tempo. Naccari serve Guglielmini, sterza, va largo da Parisi, la palla non raggiunta, ancora il numero 8, ora si muovono tanto i giocatori in maglia nero fucsia, si muovono tanto, lo fanno anche bene, hanno avuto quei 5 minuti di blackout che hanno permesso ai giocatori dell'Alcamo di fare 2 gol in rapida successione. Dopo hanno approfittato di legittimità da parte dei giocatori in maglia verde, fatto che questo adesso vuole passare in anche con la zona di campo. Murato, Butera, Palaco, cercare Imperato, subito prestato da parte di Parisi. Imperato deve uscire con la zona di campo, lotta Imperato, mette il fisico davanti, Imperato prende fallo, c'è la calcio di punizione, battono subito l'Imperato. Rocca la controlla, poi va a largo a cercare Lombardo, il controllo del 10. Poi Lombardo calcia in portagiro, c'è la grande parata e si riprenderà con il rimessa laterale. Rocca va largo, cerca ancora Imperato che sbaglia il controllo del pallone, gli deve chiederci Butera, Guglielmini la lascia scorrere e sarà solamente rimessa dal fondo dagli Emiri. È entrato Guglielmini, la palla per Lozzo che la spizza di testa delle parti però del portiere avversario, che va subito a cercare Lombardo, che adesso sa il numero 10, sale la carretta, vuole andare largo da Imperato, Murato da Naccari, dice Michele Butera, poi Naccari la sporca e sarà solo calcio d'angolo. Alcamo 4! Schema chiamato, poi schema sbagliato, si partirà con la rimessa laterale. Vai su, Pera chiede calma ai suoi, va a cercare Guglielmini con una palla complicata, viene sul fondo, però adesso passano i secondi alla fine di questo primo tempo. Butera chiude l'1-2, cerca Imperato che deve proteggere il pallone, va ancora Imperato, vuole puntare, sposta la palla Imperato con la suola, non passa però su Naccari che mette bene il fisico davanti, Naccari sposta Imperato, non è una cosa da tutti, lo manda in rimessa al fondo. E finisce qua il primo tempo tra Emilia e Alcamo, 4-2. Il partito del primo tempo, bellissima partita nel corso di questa mezz'ora di gioco. Le sue squadre si vanno a riscaldare, un attimo di spogliatoi, dopodiché noi torneremo per il secondo tempo. Non potete dire l'appuntamento per il secondo tempo, a tra poco. È stata dura come mi aspettavo, nel senso che comunque poi le ultime partite di campionato, quando poi i punti pesano ancora di più, non è sempre semplice fare
fare anche la prestazione. Diciamo che oggi da questo punto di vista non è stata sicuramente una delle nostre migliori partite, però abbiamo dimostrato maturità, per cui l'importante era vincere. Abbiamo chiuso, diciamo, questo risultato, ritengo meritatamente, questa vittoria la portiamo a casa e quindi non posso che fare complimenti ai miei ragazzi che stanno correndo veramente, veramente tanto in questo campionato. Spingeremo fino alla fine nel tentativo di, come dire, di ostacolare questi avversari del Montelepre che stanno facendo anche loro un grandissimo campionato e niente, vedremo alla fine chi avrà più punti. Dico sempre ai miei ragazzi, non dobbiamo avere rimpianti e devo dire che questa fine di campionato mi stanno, come dire, dando delle grosse prestazioni. Ripeto, non sempre si può avere qualità, non sempre si può avere, diciamo, il controllo della partita. Oggi abbiamo affrontato una signora squadra perché lo Sport Palermo, gli elementi che compongono questa squadra li conosco, molti li ho allenati. Era una squadra che doveva fare un altro tipo di campionato, si sta ritrovando alla fine, a salvarsi alla fine, ma sicuramente in termini proprio di qualità di uomini è una squadra che vale sicuramente, diciamo, le parti alte della classifica. Andrade il solito problema poi alla caviglia che si porta avanti ormai da mesi. Cagnina non lo so, è stato un po' influenzato in settimana, poi mi ha chiesto il cambio, però dico niente di grave sicuramente. Sono tutte finali, quindi ci prepareremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di, come dire, di portarci bottino pieno. Non sarà semplice perché anche lì affrontiamo una squadra molto forte, però intanto godiamoci questo fine settimana, questa vittoria, e da martedì cominceremo a pensare alla prossima partita. Noi siamo venuti qua cercando di portare un risultato positivo, sicuramente fino all'ultimo ci abbiamo creduto, certamente se fa gol di Grammauta magari la partita un po' cambia, però insomma posso dire che abbiamo incontrato una bella squadra, una squadra molto compatta e noi abbiamo cercato sempre di fermarla facendo per me abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo subito quel gol all'inizio che magari ci ha un poco scombussolato i piani, però posso dire che la mia squadra anche dopo l'1-0 ha fatto un primo tempo abbastanza buono, pressando e attaccandolo, infatti abbiamo corso pochi pericoli. Nel secondo tempo magari anche il caldo, la stanchezza giustamente insomma ci ha un poco tagliato un po' le gambe, però nello stesso tempo abbiamo dato un po' di spazio a loro, però nello stesso tempo abbiamo sfiorato il gol un paio di volte, un gol l'hanno preso loro sulla linea e l'altro su Grammauta che insomma ha tu per tu col portiere gliel'ha palesa, perciò diciamo, posso dire insomma che insomma sono contento perché ce la siamo giocati contro una grande squadra, perciò insomma ben venga. Ora ci ne mancano 2 partite e dobbiamo cercare di fare 3 punti per arrivare alla salvezza matematica. Ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi innanzitutto che mi stanno seguendo, mi hanno seguito, perciò abbiamo sistemato un poco, io gioco con 4-4-2, poi è normale che devo dire pure che io sto giocando con 7 under in campo, più la panchina tutti under, diciamo, insomma ho soltanto 4-5 over, perciò diciamo, però sono contento perché anche gli under mi stanno dando una grande soddisfazione, mi stanno seguendo, perciò di questo anche sperando che arrivi al più presto la salvezza, penso di essere abbastanza soddisfatto. Margheritese incontreremo dovremmo fare un'altra battaglia, perché io dico sempre ai miei giocatori che da quando sono qua sono tutte delle battaglie da vincere, noi non dobbiamo pensare se la Margheritese è salva, non dobbiamo pensare a nessuno, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di vincere. Avevo detto ai ragazzi che la nostra salvezza passava pure da questa partita, perché comunque ormai tra Folgore, questa e le altre 3 trovano 3 finali di Champions League, se ci vogliamo salvare dobbiamo vincere tutte. Oggi l'abbiamo fatto veramente bene, dispiace solo per qualche episodio, però è normale, non possiamo essere perfetti, abbiamo vinto e siamo contenti. La paura no, però c'è stato un arbitraggio che secondo tempo non ci ha fischiato nemmeno più una punizione, a detta pure da loro, comunque c'erano 6-7 punizioni che non ci ha fischiato e ci ha fatto schiacciare, però la squadra ha reagito veramente bene.
in perfetto orario, siamo pronti per l'inizio di questo secondo tempo che vede ancora in vantaggio gli Emiri per 4-2 ai danni dell'Alcamo. 4 gol realizzati nel corso del primo tempo, subiti anche 2, in maniera anche ingenua, poi con questo blackout che ha avuto in quei 5 minuti che ne hanno approfittato i giocatori dell'Alcamo, realizzando 2 gol in 30 secondi che hanno spaventato i giocatori di maglia nero fucsia. Comunque hanno reagito poi col grande gol realizzato un'altra volta da collettivo di squadra, si sono impegnati un'altra volta in porta, approfittando di un'ingenuità da parte dei giocatori in maglia verde. La rimessa laterale, si partirà dal punteggio di 4-2, ci sarà altra mezz'ora di gioco molto divertente. Dovete scusarmi, è la prima volta che commento il calcio a 5 Serie C2. Sono mezz'ora di gioco, non so se siano effettivi o meno, penso che non siano effettivi, ma sono mezz'ora di gioco totali, mezz'ora di gioco, 20 più recupero, quindi sono 30 minuti a tempo. Campo, grazie! Ho detto perché siamo tutti là e noi siamo tutti là, c'è una prateria, ma te non te la posso giocare così tutta strada, ma quella se tiene in questo per questo è tutto fatto. Salvo! Salvo! Già, passatelo non mi rubi, non mi violero ma si È il nostro di loro, Pronti per partire per questo secondo tempo. Si parte adesso dal punteggio di nuovo di 4-2 del corso del primo tempo scaturito dagli Emiri. Adesso c'è la reazione da parte dell'Alcamo, gira subito Rocca la palla larga, cercherebbe con il numero sempre 22 di Butera. Adesso si passa a Imperato, vuole punte 11, vuole passare a Murato. Allora Pera gira tutto e passa da Guglielmini. Mallotto gira largo, lo fa da Parisi. C'è ancora Pera da servire che è vera la palla per Guglielmini, vuole puntare l'8. Calcia in porta! E c'è la prima imparata del secondo tempo e da parte del portiere maglia verde. Naccari gira largo e passa da Parisi, va all'11, gira ancora largo. Pera va da Parisi, c'è un movimento di Guglielmini dall'altra parte, visto, voleva essere servito, poi c'è fallo c'è fallo ai danni di Imperato, che comunque ha gridato forte su questo calcio ricevuto. amici, sono io in compagnia, è giusto. Rocca gira largo, va da Lombardo che gira tutto da Butera. C'è la posizione del 10, Butera va largo a cercare ancora Rocca che gira la palla, poi va largo ancora da Butera, passa ancora da Lombardo, il controllo del 10 vuole cercare Imperato, deve poterci fuori sotto i nostri schermi, va ancora Imperato, lotta su questa zona di campo, passa Imperato, poi perde la palla, poi l'appoggia corto per Naccari che fa una bella finta da Imperato e passa con la finta, poi va avanti a cercare il proprio compagno e cercare, ovviamente si tratta di Guglielmini, però non ha potuto raggiungere, la palla troppo lunga. Lombardo cerca Imperato, c'è l'altra posizione e poi torna indietro, Imperato lo fa a cercare il suo portiere. Butera va profonda a cercare Imperato, c'è il velo di Naccari che saggiamente fa scorrere la palla fuori. Guglielmini cerca Pera, lo scambio è riuscito, fa ancora Guglielmini, passa, poi c'è fallo di Butera, c'è un brutto fallo, gamba alta, ci sarà calcio e punizione per i danni degli Emiri, a favore degli Emiri, scusa. Sergio!
Parisi, Parisi, Parì. Ora Parì, Parì. Fatti vedere Parì. Sergio, Sergio. Calcio in porta, poi Guglielmini, palla è murata, poi da Rocca che lo manda in rimessa laterale, poi Naccari alza la testa, gira largo e Bada Pera, il controllo 17, vuole accendersi, poi va ancora da cercare Parisi, c'è il largo Guglielmini, si passa le parti di Naccari che la mette giù bene, c'è il largo solamente Parisi, si vista è servito, Parisi! Azione perfetta, un'altra volta da parte di Miri che si infiora in porta col pallone, passaggio perfetto di Guglielmini che mette in porta Parisi che non poteva sbagliare e inizia il gol del 5-2. Parisi, c'è Pera che è servito, vuole puntare Imperato, non passa, poi si ripartirà con rimessa laterale. Dino! Calma! Pera trova centralmente Parisi da solo, può puntare il numero 11, va largo a cercare Naccari che gira di prima da Guglielmini. Guglielmini calcia in porta, se l'è divorato qua. Lombardo calcia in porta, c'è l'intervento di Naccari che fa ripartire azioni suoi, lotta col 10, Naccari gliela strappa e poi lotta ancora Lombardo, lotta pure con Parisi, poi la fice su Rocca che calcia in porta, deve distendere sulla sua sinistra il portiere degli Emiri e la manda in calcio d'angolo. Imperato sbaglia il passaggio. Guglielmini va a lungolina a cercare Pera, salta Imperato che la spizza, lì c'è solo Naccari che la mette giù e si torna dalle parti ancora di Guglielmini. Parisi, Naccari, ancora Parisi, un tocco poi va da Pera. Voleva il passaggio, Pera pince anche il contrasto, c'era Guglielmini, Pera passa su Imperato che mette il fisico davanti senza fallo, secondo i direttori di gara, Imperato strappa il pallone e va avanti, Imperato vuole passare, poi c'è l'intervento. È nostro! Sei qua, Gio, sei qua, Gio. Oh raga, hanno il quinto! Sei qua per forza. Raga, stanno facendo il quinto! Mettiamoci a rombo! Già sono in 5! Rombo stretto! Imperato, adesso senza portiere il giocatore dell'Arcom per cercare di recuperare questa partita. Butera, Lombardo, ancora Butera, va largo da Imperato, il controllo dei migliori, va subito anche a cercare Rocca che deve proteggere la palla, poi presso dei uomini, la rimessa verde. Imperato guarda la porta, poi passa ancora da Lombardo che va largo ancora a Butera, cerca segno forte Guglielmini, ancora Butera, poi va ancora a cercare Rocca, il controllo è buono, ancora Imperato col pallone tra i piedi, poi va largo a cercare ancora il 22 che va largo a cercare Oliveri che la mette di prima, poi Murato la fa sua, poi va subito a calcio in porta il portiere, alla fuori. Dai, tranquilli, salvo un po' di. La diagonale! Imperato, Butera qua sotto gioca il pallone, poi palla ancora largo a cercare Imperato, si alza la testa, ma ancora da Butera, il controllo del 22, torna ancora da Lombardo, gira Imperato presso da Parisi che sta per il pallone, Imperato però lotta, lo recupera e l'aggancia, chiede fallo, va ancora Imperato. Palla poco talento per Oliveri che se l'è divorato questo, il gol del 5-3, era tutto solo Oliveri, la manda alta.
C'è Pera da solo che può controllare il pallone, poi va largo a cercare ancora Parisi, palla troppo lunga per lui. Stai alto, stai alto! Stai alto! Butera lascia il pallone poi ancora una volta Imperato, che è pressato da Guilmini. Imperato poi torna dalle parti di Butera che è da solo, sbaglia però l'aggancio, c'è il recupero di Parisi che vuole andare ancora a Parisi, vuole calciare in porta, poi non lo fa, torna indietro, ritorna ancora dentro il portiere che rimposta l'azione, poi va alto a cercare questa palla, a cercare il tiro in porta da parte di Parisi che si rende dietro perfettamente per calciare, per fare questa acrobazia, palla finisce fuori di pochissimo. Sono io, grazie. Pera ha servito lui al 17 e va da solo, poi va largo da Parisi, va ancora a cambio gioco a cercare Guilmini che la prende di testa e fa un grandissimo gol Guilmini col colpo di testa alle spalle di Rocca, la piazza con la testolina e la mette all'angolino e realizza il gol del 6-2. Hai visto i capelli alla Castellanos che fanno fare? Comunque assiste perfetto una sorta di Parisi che è un piedino magico. Ancora! Cercare tu, Tony! Occhio, in mezzo! Rocca calcia in porta, se l'è divorato, c'era anche sul secondo palo, li vedi che era appena rientrato. Signore, battiamo veloce, signore. Oh! Oh! È un po'. Sali! Parisi, finta, poi va dentro a cercare Sciacca, anticipato, c'è la università laterale. Sciacca! In tre dobbiamo uscire! Manu! Rocca va lungo a cercare Butera, il controllo del capitano, poi va largo a cercare Lombardo. Dice ancora non sia acceso, passa dalle parti di Imperato. Butera, Lombardo, ancora Butera. Lombardo, Imperato. Butera, Lombardo, ancora Imperato alza la testa e passa dalle parti del capitano. Non trovano sbocchi. Occhio qua, Sciacca! A cena? Ecco Sciacca! Oliveri da solo può controllare, poi torna ancora indietro da Butera che calcia in porta, e poi rimane là, Oliveri ci vede, la mette in mezzo e ancora Butera che adesso pallone si agguanta per il portiere avversario che la fa sua e poi calcia subito in porta e c'è l'Eurogol ed esulta alla One Piece con Gear Second e c'è il grandissimo gol, il gol del 7-2 che forse chiude definitivamente la partita. Oh, ma te ne andiamo da live! Oh, a Tanino! Non hanno da insegnare A Tino, sei un pazzo! Sei un pazzo! Sciacca vince il rimpallo, poi va ancora a cercare l'altro poco compagno. Sarci torna indietro e va da Naccari che gira da Pera, di prima va a cercare ancora Sarci che di tacco mette in porta Naccari che non calcia in porta, si dimentica il pallone, poi la passa del portiere, va subito a cercare largo Butera anticipato proprio da Pera, va ancora Pera, allarga il pallone, la palla murata, si partirà solo con il rimessa laterale. C'è Pera! Comincia, Pera! Con la larga a cercare ancora
vuole puntare adesso Sciacca, va ancora a cercare Pera, non passa, palla c'è l'intervento da parte di Lombardo che col dribbling passa, poi dribbling di Lombardo, vuole lottare il 10, non passa, però supera che il pallone in maniera regolare e parte Sciacca da solo contro 2, poi chiede calma, c'è l'intervento di Sarci che passa Sarci, vuole andare col pallone, poi la palla finisce fuori e sta rimessa laterale verde. Dani, Amonica, voglio voluto codo, Dani. Imperato non passa su Naccari, Imperato Rocca, Butera, ancora Rocca, Butera, cerca Imperato per la purata della Cermitaro, lì c'è Starci che la mette giù, poi vuole fare mandare Sciacca, la palla preoccupata ancora da Rocca che passa Imperato, che calcio e porta di punta, c'è la grande parata. Imperato lotta, passa con la giocata, protegge il pallone, poi contro 2 uomini non passa, Oliveri vince il contrasto, terzo Oliveri, c'è Naccari che non lo fa passare e così la termina da Lombardo, che la gara Rocca, ancora Lombardo, passa sotto i nostri schermi in passato Oliveri, Lombardo, Rocca, Lombardo, Oliveri, calcio in porta di prima, palla fuori. Ceramitaro sbaglia l'aggancio e regala la palla all'Alcamo. Butera, Lombardo, Rocca, Imperato, riprima la mette in mezzo, palla fuori. Non puoi tirare, non puoi tirare. Ceramitaro va largo adesso a cercare Sarci che da solo, c'è anche Sciacca dall'altra parte. La forza, Andrea. Siamo 7-2. 7-2. Naccari dove largo Sciacca, cerca la Ceramitaro, il controllo del 4, si gira Ceramitaro, poi la mette a rimorchio, Naccari lascia, non prende la palla, poi l'aggancia, vuole girarsi, calcia in porta Naccari e fa il gol dell'8-2 che sfonda la porta, chiude ancora una volta la partita, mette anche su sigillo in questa gara e il gol dell'8-2. Naccari. Veloce. Disfatta totale dell'Alcamo che comunque nel primo tempo aveva quasi raggiunto il pareggio, la 3-0 e 3-2, poi si sono di nuovo, è uscita anche di nuovo la qualità da parte degli Emiri che hanno fatto veramente tutti i bei gol, nulla da dire su questo risultato, forse è un po' grosso il divario, ma ancora ci sono 15 minuti di gioco. Imperato va largo a cercare Butera, trova Oliveri che la gira di prima, l'Imperato palla troppo all'indietro, lì c'è Lombardo che la raccoglie, poi va largo a cercare Imperato, poi la murata, interviene Ceramitaro, Imperato vince il duello di fisico, poi torna dalle parti di Butera, lascia poi a Lombardo, che l'ha regalato Butera, servite 22, la controlla, va ancora da Imperato, il controllo suo, calcio e porta basso, lì c'è Oliveri che se l'è divorato un'altra volta sotto porta. Rappa, Ceramitaro, va lungolina a cercare Rappa che fa scorrere il pallone, Rocca, Lombardo, c'è largo Butera, servite il numero 22, passa ancora dal 10, ancora Butera, Imperato, va lungolina a cercare Rocca, il controllo del numero 6, torna ancora da Imperato, senza buchi adesso l'Alcamo, Imperato sbaglia l'ultimo controllo e poi passa dalle parti di Lombardo, si alza a testa, torna ancora dal numero 11, passa ancora da Butera smurato, Imperato lotta, vince il duello, la palla arriva nell'A, Imperato la fa scorrere, poi torna indietro e c'è il fallo ai suoi danni. Oh, rombo ristretto. Sciacca. Imperato, poi torna da Lombardo che passa sotto il schermi la Butera, va ancora dal 10 e passa ancora da Imperato, ancora Butera, può calciare anche in porta, lo fa, non lo fa, adesso passa l'Imperato che dribbla, calcia in porta, ammurato dalla Rappa, Lombardo, Butera,
passa ancora dal 10 che calcia in porta, ma ha tornato dalla Rappa che simula 2 volte, si sostituisce al proprio portiere, salva 2 interventi. Oliveri torna da Imperato, si è spostato sulla destra, ancora Imperato, torna ancora da Butera, adesso c'è Rocca largo, ancora Butera, Imperato va di prima a cercare Oliveri, il controllo è entrato, poi torna indietro, lo stile volante dovrei chiamarlo. Imperato torna indietro, lo fa per andare da Butera che torna ancora dall'11, ancora Butera, Rocca, Imperato di prima gira, però è Lombardo che la mette in mezzo dove non c'è però nessuno. C'era, va bene. Imperato non riesce a metterla in porta, sotto porta, sarà solamente rimessa dal fondo. Butera deve costringere alla rimessa Emiri. Sarci, il controllo del 26, poi gioca centralmente, va da passa Sciacca che ha una prateria, ma ancora il 13 gira largo, palla ambulata poi da Lombardo, adesso c'è il contropiede, Rocca, c'è largo Imperato, Imperato calcia in porta sul primo palo, ancora Imperato se lo divora. Sciacca! 1, 2, Sciacca, di qua, Sciacca! eccola. Calma, Sciacca! Vieni, dai! Così si cambia, signore, così si cambia. Rappa va largo, cerca Sarci, gira di prima, cerca di Guglielmini che ha tempo e spazio per puntare il numero 8, gira largo Guglielmini, la palla rimane ancora su di lui, costretto a tornare indietro Guglielmini, c'è largo Sarci, servito adesso lui la mette in mezzo, c'è la parata verso Butera, parte il contropiede di Butera, va largo a cercare Lombardo, c'è in recupero da parte di Guglielmini che parte il contropiede, ma ancora Guglielmini la mette in mezzo, c'è la parata su Ceramitaro, Butera, Rocca, la finta, torna ancora indietro, passa da partire Rocca, d'esterno torna da Butera, ancora Rocca, la mette in mezzo, Murato. Vai Sambo, continua a giocare, sa. Occhio dietro, Pe! C'è lo troppo in mezzo, non servito, allora parte qui Lombardo che calcia in porta, palla si spegne sul fondo, ma sarà solamente ancora calcio d'angolo. Palla a rimorchio a cercare Butera, il controllo è suo, poi va largo adesso a cercare Rocca, ancora Butera, può calciare in porta Butera, la palla rimane lì, ci crede Rocca, poi la palla raccolta da Rappa, la palla non è uscita, Rappa la tiene giù, poi c'è il movimento largo da parte di Ceramitaro, palla raccolta dell'Otropio che vuole puntare il numero 5, sterza, lo fa bene, poi passa ancora da Rocca che non ci pensa una volta che calcia in porta, c'è la parata, si passa ancora dalle parti di Butera, calcia in porta, fuori. Rappa gira largo, va da Guglielmini, Lungolini a cercare Sarci, il controllo del 26, entra dentro il campo, mette fisico, c'è il largo da servire Rappa, servito Rappa che calcia in porta, la mette in mezzo, poi c'è la parata, Lombardo, c'è Liotropo Lungoligna, porta ancora Lombardo, va ancora dal 5, il suo controllo, calcia in porta, esterno della rete. Mantendi dolci. Occhio Andrea! Se n'è andato a gara! Guarda l'ora, ora! Sarci, poi lascia la palla a Ceramitaro che da solo Ceramitaro traversa Sarci, sale divorato. Eliotropio, poi va largo a cercare Butera che vuole giocare di prima, c'è la parata di Arcinesi, la fa sua. Butera,
E sinistro! Ancora Butera, c'era appena il numero 12 Arcilesi. Adesso Rappa, c'è estremamente largo, Guilherme non servito. Rappa entra dentro il campo, sterza, poi va a cercare Sarci che è da solo. Sarci perde il tempo, poi col tocco sotto. Palla fuori di poco. Oh, ciao, ciao, va gol, ciao. Bravissimo. Butera, Sinistro, Dani! Rocca, Dani! Eliotropio. Non è Eliotropio, scusate, il numero 20 è appena entrato. Esci, Dani! È Sta di sinistro! Lombardo. Andrea! Guglielmini poi va a largo a cercare Rappa, c'è il controllo di Sarci che la mette giù in maniera perfetta, c'è ancora il movimento di Guglielmini, servito il numero 8, la controlla, poi la palla finisce fuori. Andrea! Vieni veloce! Lombardo, c'è largo Butera sulla posizione del numero 20, Butera va da solo, poi va a largo a cercare Leotropio che controlla il pallone, vuole puntare, non passa, Murato, poi lotta lì Ceramitaro che poi la ruletta passa, Ceramitaro vuole andare da solo, ancora Ceramitaro che per la maglia, c'è fallo. Dani, non c'è motivo, Dani! Dai! Dani, non c'era motivo, dai! Dani, tranqui, dai! Stiamo lì con il 4, devi stare sempre in 4, in ginocchio. Rappa! Tu sulla palla, dai! Tu sulla palla! Oh! C'è Sciacca sul punto di battuta, vuole il gol il numero 13. Dani! Ah, oh, Dani! C'è un motivo! Va Sciacca, prende in pieno Butera. Rappa, finta su Eliotrope, poi va avanti a cercare ancora Sciacca che non riesce a riconcere il pallone. Poi la passa partire, passa dalla partita in Rocca. Va ancora il numero 6, l'ultimo modo dei suoi, va ancora Rocca, finta. Poi torna indietro, lo fa dalle parti di Lombardo che alza lo scavetto a cercare Butera, può essere pressato da Rappa che non commette fallo, adesso c'è il recupero di Elotropio. Va il numero 5, sterza, c'è il suo compagno a terra, mette la palla fuori. Cazzo, regalata! No, è gratis, non la devi! Ma siate! Non mi interessa il risultato! Non per i coglioni! Rocca, va a largo, cerca Lombardo. Ancora c'è partita, chiudi! Rocca, calcia in porta, si ristende sulla sua destra, Arcilesi, crea un'altra parata e manda tutto in calcio d'angolo. Rocca, sterza, va da Butera, mette in mezzo la palla a Ciccia Guglielmini che vuole puntare, passa Guglielmini di forza, poi si autolancia Guglielmini, c'è larga solo Sciacca, servito Sciacca, ma c'è anche il grande intervento, poi subito poi la largata. Parte Elotropio, calcia in porta, fuori. Guarda Guglielmini! Parisi, Rappa, va dentro a cercare Sciacca, il controllo di Suola, non c'è fallo su di lui, poi ancora Rocca, poi da Elotropio che fa il gol dell'8-3 sotto le gambe arcilesi, gol diciamo della bandiera per quanto riguarda l'Altimo, gol dell'8-3. Si scrive al tabellino anche il numero 5. Siamo a 57 adesso. Parisi,
Rappa, Parisi di prima cerca Sciacca, palla recuperata dell'Eutropio. Passa qui Rappa, le lascia lì la palla per Parisi, passa da Guglielmini che sbaglia l'aggancio. Rocca, Oliveri si deve girare, poi torna ancora da Lombardo che passa da Eutropio che vuole puntare le 6-5, che pallone lo fa da Rocca. Vai 6, ancora Eutropio. È passato Oliveri, servito il numero 19 che di Mancino va a cercare ancora Lombardo che fa passare la palla a cercare Oliveri, vuole puntare, non passa. Rappa, passa dalle parti di Sciacca che torna indietro, fa da cercare il suo compagno Guglielmini che torna ancora da Parisi che si gira bene, il numero 11 poi prende fallo, poi c'è l'intervento di Lombardo, passa da Oliveri che con la sua porteggia il pallone e poi torna indietro, fa da Rocca. Eutropio, Lombardo, ancora Eutropio, chiuso l'1-2, palla che non passa, poi rimane lì, poi torna ancora Lombardo che mette ordine, poi ancora Eutropio, fa ancora largo da Oliveri che calcia in porta, esterno della rete. Allunga il campo, Guglielmini, allunga il campo. Vera, alza. Lombardo la mette giù, lo sbaglia per il passaggio per cercare Eutropio, poi c'è fallo su Guglielmini. Non è tua, non t'ho detto è tua, non è tua, ce l'hai tu per il telecomando. Oliveri, Lombardo, poi va ancora largo da Oliveri che sterza, Rappa però lo supera, poi va ancora Rappa, non passa, sta ancora rimessa verde, 1 minuto alla fine di questa partita. Eutropio gioca in mezzo, non passa la palla, lì c'è ancora Rocca che mette ordine, poi va largo, non passa, deve tornare dietro al proprio portiere. Eutropio con la giocata passa di tacco, poi lì c'è interviene Rappa che sbatte la palla sul numero 5, si è rimessa Emiri. Signori, 1 da ora! 1! Rappa guarda avanti, poi passa dalle parti di Sciacca che può raggiungere il pallone, lo tiene in campo, se no palla finisce fuori. Oliveri va largo ancora a cercare Eutropio, ancora Oliveri, gira il pallone largo, c'è il tiro in porta, c'è il gol dell'8-4 realizzato dal numero 72, il gol c'è ancora della bandiera, del Pizzolato appena entrato, si è fatto pure male il modo di calciare, gol dell'8-4. Dai che è finita, sta fischiando, dai. È finita, zitto. Rappa, Guglielmini la mette giù, va il numero 8, c'è largo Rappa, si evita il numero 5, va ancora Rappa, vuole calciare in porta, fa addosso al portiere, poi va subito a cercare Rocca, c'è largo ancora Guglielmini, palla non passa, quindi c'è Guglielmini che passa, ma ancora l'8 che calcia in porta, parata. Sciacca, vai su. Che dacchiana, fai tu. Bellissimo, io non l'ha detta perché voleva fare sbagliato. C'era coordinato in maniera perfetta qua, Sciacca lo sta per fare bellissimo. Pizzolato, Finita. Oh, ma chissà come l'hanno, ciao. vai 72, vuole puntare Sciacca, ancora Pizzato, gioca a largo da Oliveri, palla finisce lì, Pizzato poi Sciacca la mette in rimessa laterale. Un minuto passò un Pizzolato finisce qua la partita, trionfi Emiri ai danni dell'Alcamo, 8-4, partita perfetta, 3 punti portati a casa, pomeriggio molto molto dolce per quanto riguarda i giocatori in maglia nerossa, invece tutto da rifare per quanto riguarda l'Alcamo che si torna a casa con 0 punti. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ringrazio anche per aver seguito me, per aver ascoltato anche i commenti se ci sono stati. Da parte di Federico Serio è tutto, io vi lascio con la solita nostra intro per finire la diretta, volete?